Il presidente dell'osservatorio sulle fake news di Confassociazioni, Francesco Pira, è intervenuto in merito alle notizie false e alla disinformazione, che sono un problema che pesa anche sull'economia. Diverse le ricerche che evidenziano come processi legati alla diffusione di fake news stiano minando la reputazione dei vaccini, limitando la propensione a vaccinarsi. Il dilagare della disinformazione ha messo in rischio la campagna vaccinale dalle fondamenta, ha dichiarato il sociologo Francesco Pira, poiché non solo ha messo in dubbio l'utilità del vaccino, favorendo un clima di timore e incertezza tra la popolazione, ma ha anche danneggiato la reputazione di chi ha investito risorse in ricerca e per mesi ha lavorato duro per trovare un antidoto al virus. Dunque, per Pira è fondamentale intervenire immediatamente e trovare un controflusso di comunicazione per aiutare la campagna vaccinale. 22.400 tweet falsi sull'emergenza pandemica, e questo è il dato da cui siamo partiti come osservatorio nazionale sulle fake news di Confassociazioni, per rivendicare come notizie false e disinformazione diventano un problema grossissimo per la nostra economia in questo momento di emergenza sanitaria e di emergenza economica. Nelle ultime settimane c'è stato una sorta di uragano della disinformazione, fake news che si sono abbattute su molti stati, e questo naturalmente ha creato problemi notevolissimi e danni non soltanto da un punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico, ritardi sulla vaccinazione che naturalmente poi ha una conseguenza immediata sulla ripresa economica. L'appello che lanciamo è un appello per un lavoro costante di buone informazioni da parte degli organi di stampa, di informazioni verificate, un'assunzione di responsabilità da parte di chi gestisce le piattaforme social e in particolare la messaggeria veloce. Sono tantissimi i messaggi con fake news che arrivano attraverso WhatsApp, attraverso Telegram. C'è un dilagare di disinformazione che ha minato la campagna vaccinale dalle fondamenta, e tutto questo ha favorito un clima di incertezza, un clima di paura di tutta la popolazione, e ha danneggiato naturalmente anche chi ha investito risorse per darci in breve tempo un vaccino che potrebbe permetterci una ripresa immediata. Per questo, come Osservatorio Nazionale sulle Fake News di Confassociazioni, lavoreremo presto per un rapporto che possa anche documentare quello che sta accadendo nel nostro paese. Ringrazio il presidente di Confassociazioni, il dottor Angelo Deiana, per la sua presa di posizione, che naturalmente è fortissima su questo argomento, e anche per la responsabilità e la fiducia che ci ha dato di portare avanti questo lavoro, che è un lavoro delicato a favore della verità e della buona informazione.